Questa sera l'Assemblea di Coldiretti di Vicenza è stata un'ulteriore occasione di confronto e di costruzione di proposte e di soluzioni da mettere a disposizione anche della politica. Una politica che oggi a livello comunitario sta agendo purtroppo in maniera preoccupante per quanto riguarda l'agricoltura, in quanto si parla di unificare i fondi della PAC con i fondi di coesione. Una cosa che noi come Coldiretti non auspichiamo, perché vogliamo tenere separati i due fondi, lasciare i soldi ai veri agricoltori che vivono dell'agricoltura e soprattutto a quegli agricoltori che sono custodi del territorio e produttori di quella enogastronomia, di quei prodotti di eccellenza, oltre che appunto manutentori di un territorio sempre più fragile ed esposto ai cambiamenti climatici. Senza questi fondi non potrebbero avere una possibilità di sviluppare le proprie aziende. Riteniamo quindi che oggi sempre di più a livello comunitario abbiamo bisogno quindi di soluzioni, di prospettive, non soltanto di tagli o di accorpamenti ingiustificati. Riteniamo quindi di mettere al centro ancora una volta la figura dell'agricoltore, custode del territorio, oltre che del mare e dei nostri fiumi, e di avere così una visione diversa di produttori di cibo e non soltanto un settore economico da piegare a ragionamenti di carattere internazionale che invece sviliscono e abbattono la nostra agricoltura e la nostra economia.